Oggi è mercoledì 15 gennaio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 15 gennaio 1974. Negli Stati Uniti, sul network televisivo ABC, va in onda la prima puntata della situation comedy Happy Days. Creata da Gary Marshall, va in onda per 11 stagioni fino al 24 settembre 1984. Anche in Italia ottiene successo e va in onda dal 1977 al 1987. Ambientato a Milwaukee, nel Wisconsin, Happy Days narra le vicende della famiglia Cunningham. Da un lato i coniugi Cunningham, Howard e Marion, interpretati da Tom Bosley e Marion Ross. Dall'altro il meccanico rubacuori Arthur Fonzarelli, detto Fonzi, interpretato da Henry Winkler, rappresentano per i personaggi più giovani degli esempi e delle guide, pur nella contrapposizione del loro ruolo. I primi sono gli adulti responsabili. Il personaggio di Fonzi, nato come il tipico duro e delinquentello giovanile, originariamente destinato a un ruolo minore, visto il successo riscosso tra il pubblico, diviene una figura di primo piano e rivela sentimenti e profondità. Su questo palcoscenico si muovono i figli dei Cunningham, Ricky e la sorella minore Johnny, ai quali danno vita Ron Howard ed Erin Moran. Ricky diviene il personaggio centrale fino alla settima stagione, quando Ron Howard decide di lasciare la serie per seguire la carriera che lo porterà a divenire un apprezzato regista. L'uscita del personaggio viene giustificata con la sua partenza per il servizio militare. Insieme a Ricky e Johnny condividono le avventure molti altri personaggi e soprattutto gli amici, primi fra tutti Ralph Malph e Warren Weber, detto Pozzi, che hanno i volti di Donny Most e Anson Williams. L'amicizia, l'amore adolescenziale, le feste, il divertimento giovanile nell'epoca spensierata del sogno americano, fra la fine della guerra di Corea e l'inizio di quella del Vietnam, sono il filo conduttore che segna il successo della serie, divenuta oggi un cult. Tanto che ne deriva anche una definizione che entra nella storia della TV. È la definizione di sindrome di Chuck Cunningham, con cui da allora si intende la scomparsa da un'opera televisiva senza alcuna giustificazione nella trama e con gli altri personaggi che si comportano come se non fosse mai esistito, di uno dei personaggi. In questo caso Chuck, figlio maggiore dei Cunningham. Nel ruolo di mentore dei fratelli minori, il pubblico preferisce Fonzi e così, dopo i primi episodi, sparisce dalle scene. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!